totale di isolamento. Rimarranno i servizi essenziali, che sono quelli che devono funzionare, quindi abbiamo messo a punto anche per il direttore generale adesso quelle che sono le linee guida. Ecco, per fare un po' d'ordine nelle notizie, perché si leggono tante cose e non si capisce mai cosa è giusto e cosa no, ma è plausibile questa storia che ospiti a Vo che guardavano la partita al bar cinesi abbiano presumibilmente... Sta lavorando l'unità sanitaria, tutti gli accertamenti, e quindi attendiamo le indagini e i controlli. Quindi possiamo dire che non sappiamo ancora chi ha portato il virus. Non sappiamo. Come verrà organizzata? Cioè, quali sono le richieste dei cittadini di Vo rispetto ai servizi essenziali, agli alimentari, tutto questo tipo di farmaci? È una notizia di oggi, andiamo a lavorare, c'è già il COC aperto nel nostro municipio, i dipendenti sono là e quindi già da oggi pomeriggio... Lei cosa si sente di dire ai suoi cittadini? Stare tranquilli, sereni, i nostri cittadini sono tranquilli, sereni, non è che persone molto in gamba. In tema del volontariato non siamo secondi a nessuno, perché sono persone che si danno molto da fare e sanno come comportarsi in queste situazioni. Ho molta fiducia in loro e capiscono bene l'importanza di comportarsi bene in modo corretto. Scusi la domanda che può apparire un po' frivola, ma come si sente un sindaco di un piccolo comune attenzionato dai media di tutta Italia e non solo, perché tutti ti stanno chiedendo cosa accade a Vo e nei 10 comuni dell'Odigiano? L'importante è farsi scivolare tutto sopra.